Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro quotidiano appuntamento delle 12, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Benvenuti, buon giovedì 22 di ottobre. Come sapete, noi iniziamo sempre nel nostro consueto modo. Grazie, 257.432 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Siamo pronti per questo giovedì e come consuetudine al giovedì la nostra rubrica delle Chiedimi pure a cura di Davide Morici, uno dei fondatori di Io Compro Siciliano. È un appuntamento fisso questo del giovedì per parlare di turismo, per parlare di accoglienza, di formazione. Davide Morici, uno dei fondatori di Io Compro Siciliano, grande esperto proprio di turismo ed eventi. Oggi avremo con noi tra l'altro un ospite speciale. Lui è un'eccellenza nel campo del turismo, è un manager, tra l'altro un coordinatore di importanti network legati al turismo. Sarà ospite con noi, parleremo di questo particolare periodo storico e di quello che naturalmente sarà, immaginiamo, sia una buona e straordinaria ripartenza. Scusatemi, continuiamo a camminare velocemente, sapete, tanti appuntamenti importanti. Abbiamo presentato da poco, per chi non avesse seguito questi ultimi eventi di Io Compro Siciliano, abbiamo presentato da poco il nostro macro progetto, il progetto industriale, così come lo definiscono i fondatori, alla stampa nazionale ed internazionale. Ed ancora un meraviglioso passaggio che è stato quello di firmare un protocollo, dopo tutti quelli tra l'altro già firmati con Slow Food Sicilia, con i parchi naturalistici ed ancora tante convenzioni. Voi sapete, parliamo sempre anche di convenzioni museali, insomma c'è veramente tanto, ma abbiamo appena firmato questo protocollo con la regione siciliana ed esattamente con l'assessorato all'agricoltura per portare avanti, valorizzare e far crescere quello che è il prodotto siciliano con il marchio QS, qualità sicura. Identità, qualità, provenienza, questi come sapete i tre elementi fondamentali del nostro leitmotiv, del nostro lifestyle, del nostro stile di vita. E a proposito di stile di vita, di identità, qualità e provenienza, vorrei come sempre invitarvi a visitare il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Sarà un bellissimo viaggiare attraverso le esperienze, dico io, attraverso i gusti, attraverso la nostra arte. Infatti nel nostro marketplace potrete vivere la bellezza anche della tradizione. Troverete persino delle chicche, le antiche ricette delle nonne o ancora le antiche ricette dei monasteri, attentamente selezionate dallo chef Mariano Carbonetti insieme a Francesco Caravello, che hanno voluto portare nuovamente alla luce i vecchi modi di portare in tavola i prodotti d'eccellenza ed ancora arte, cultura, insomma. Visitate il nostro portale e saremo ben felici di entrare a casa vostra. Bene signori, noi siamo pronti, come sempre ringraziamo tutto il team di Io Compro Siciliano, il nostro regista Paolo Gatto, Marzia Monreale capo redazione. Siamo pronti, sigla del Chiedimi pure. Signore e signori, al giovedì a cura di Davide Morici. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Katiuska e buongiorno al popolo di Io Compro Siciliano. E benvenuti Buongiorno, e ben ritrovati. Buongiorno Davide. Sì, Grazie, ti sentiamo benissimo. di settimana in settimana
ci incontriamo, ci ritroviamo e devo dire che sono sempre tantissime le novità, sono sempre tantissime le attività che portiamo avanti ed è bello. Dico, quando promuovi la tua terra, io penso per ogni siciliano, quando la racconti, quando crei sinergie, quando un imprenditore ti dice, come è successo ieri, ti dice io sono con voi perché ho bisogno di voi, ho bisogno di questi supporti, ho bisogno dei vostri supporti, della vostra professionalità e ho bisogno di sentirmi parte di un gruppo, di un gruppo coeso, di un gruppo di imprenditori che oggi producono, lavorano con le loro mani i loro prodotti e che vogliono portarli in giro in Sicilia e nel mondo. Lo diciamo sempre, Perché come dite voi, La Sicilia nel mondo e il mondo in Sicilia. Quindi, partirei proprio da questa frase, Davide. Voi spesso lo dite anche, lo avete detto in questa importante presentazione che si è svolta proprio settimana scorsa. Mi piacerebbe parlare, ne abbiamo parlato tante volte, ma cominciamo a entrare realmente nel vivo. Tu sei un grandissimo esperto di accoglienza, qualità dell'accoglienza, di turismo, di grandi eventi. Io entrerei in quello che anche per meglio far comprendere al popolo di Io Compro Siciliano quello che è il nostro portale dedicato al turismo, la nostra card sotto forma di app che permetterà a tutti i visitatori di poter conoscere la Sicily Experience, l'esperienza Sicilia, quella fatta di emozioni. Parliamo di turismo. diciamo, parliamo di turismo e vogliamo essere ottimisti perché d'altronde il progetto Io Compro Siciliano è nato sotto il lockdown, è nato con la forza e attraverso la forza dei siciliani che hanno supportato nel periodo più brutto perché senza precedenti in cui tutto era fermo, hanno supportato un progetto e hanno creduto in un progetto che è quello di promozione delle proprie aziende e comunque il progetto Io Compro Siciliano e oggi stiamo vivendo sicuramente un periodo che ci fa un po' ritornare anche indietro per i problemi legati al Covid, ma noi crediamo e abbiamo sempre creduto nelle nuove forme di opportunità, nelle nuove forme di imprenditoria, nella nuova formula Io Compro Siciliano che di fatto è raccontare perché dico sempre che se vuoi vendere un prodotto che sia prodotto Sicilia, prodotto accoglienza o prodotto anche la marmellata, per fare un esempio anche banale, devi raccontare il territorio, devi raccontare la storia e questo attraverso i nostri live lo viviamo regolarmente. Quindi oggi parlare di turismo e mi piace iniziare facendo questo cappelletto è abbastanza arduo, ma Io Compro Siciliano sta investendo perché crede che nel 2021 la ripartenza e la voglia di viaggiare sarà talmente forte, superando i famosi problemi legati al vaccino che ci auguriamo arrivino quanto prima, ma noi già stiamo lavorando proprio per essere pronti con la nostra offerta. La nostra offerta, come l'abbiamo menzionata più volte, è quella di duplice offerta che poi alla fine ai fini di turismo si unisce sotto due nomi che sono il siost.it e la Sicily City Pass, cioè ovvero noi vogliamo far sì che questa esperienza Sicilia possa essere acquistata un po' come si acquistano varie esperienze singole, ma possa essere acquistata dall'accoglienza a tutto ciò che è tour, a tutto ciò che sono servizi. Quindi il siost.it sarà un portale che lanceremo, ma già siamo a buon punto, lancia proprio nell'ottica dell'implementazione, nell'ottica del credo imprenditoriale al turismo in Sicilia. E sarà un portale dove l'utente potrà acquistare l'esperienza Sicilia, quindi potrà acquistare la notte in albergo, la notte nella struttura ricettiva e di conseguenza potrà abbinare anche altri servizi. Questo sarà a supporto anche di tante realtà, coniugando tante realtà che esistono in Sicilia e che ci hanno dato tanta fiducia, perché lo ricordo sempre, nelle 3.000 aziende che ad oggi hanno compilato il form e hanno dato adesione al progetto, tante sono aziende ricettive.
Ovviamente questo si va a coniugare alla Sicily City Pass, che è la carta sotto forma di app per il turista di accesso alla Sicilia. Abbiamo detto tante volte, l'abbiamo inaugurata quando abbiamo fatto il tour, abbiamo gestito il tour dell'attore più famoso della Cina, che già da quello sarà un punto di partenza. Perché? Perché quel reality che sarebbe dovuto andare in onda in Cina a febbraio e che dalle stime avrebbe portato 2 milioni di turisti cinesi in Sicilia, per via del Covid ovviamente si è interrotto. Ci hanno mandato, diciamo, il trailer circa un mese fa, ma si aspetta il momento giusto per lanciarlo. Quindi nel momento in cui usciremo da questo problema, e dobbiamo uscirne sicuramente con la voglia di fare, perché quella è di fare e di creare nuove proposte. Quindi uscendone noi con la Sicily City Pass avremo la possibilità e daremo la possibilità al nostro turista di poter accedere a oltre 300 attrazioni in Sicilia, più di 300 attrazioni in Sicilia, la possibilità di poter acquistare i biglietti all'interno delle strutture museali, poter acquistare esperienze, tutto attraverso un'app che uno dal semplice smartphone, che ormai ancor più comandano diciamo, le economie di tante attività, nel caso nostro sono diciamo, veicolo di promozione, quindi uno può attraverso l'app acquistare la serata in pizzeria con l'esperienza particolare a marchio Io Compro Siciliano, perché tutto sarà a marchio Io Compro Siciliano. Noi vogliamo dare un'identità, identità, qualità e provenienza, che è quella della nostra esperienza. Il nostro stile è raccontare, lo facciamo già attraverso i live e lo facciamo anche attraverso gli eventi che abbiamo ad oggi gestito. Quindi la Sicily City Pass sarà la porta ai servizi in Sicilia. Quindi ancor più per i siciliani, che oggi sempre più si parla di turismo di prossimità, quindi che è quello che ha dato linfa, specialmente quest'estate, a tante strutture, a tante realtà siciliane, può essere a disposizione anche quindi dei siciliani a Sicily City Pass. Aspettiamo solo il momento giusto, la stiamo finendo di strutturare per lanciarla. Tutto ovviamente a marchio Io Compro Siciliano. Io compro siciliano. Stavo adesso ascoltando quello che dicevi, Davide, e ci saranno sicuramente, si ripartirà anche con nuove forme e nuove formule dedicate al turismo. Noi oggi, per questo speciale appuntamento, perché ricordo agli amici, al giovedì è un appuntamento fisso, la rubrica Chiedimi pure, a cura appunto di Davide Morici, uno dei fondatori di Io Compro Siciliano. Abbiamo con noi uno specialissimo ospite, perché lui è realmente un'eccellenza nel mondo del turismo. Lui è un manager, coordinatore di importanti network, di agenzie di viaggio. Lui ha un'esperienza veramente incredibile nel mondo, e mi piacerebbe che oggi condividesse la sua esperienza insieme a noi, naturalmente riflettendo su quello che è il contingente periodo storico che stiamo vivendo, ma anche sulle nuove ripartenze, così come stavi dicendo adesso tu. Leggiamo qualche messaggio e poi facciamo entrare il nostro ospite. Abbiamo Maurizio Tumminia del gruppo Artisti Nostri Amici. Buongiorno amici di Io Compro Siciliano, buongiorno a te Maurizio, un grande bacio. Paola Gagliardo, buongiorno, ciao Paola, grazie per essere con noi. Il Faraone Palermo, ciao caro amico, grazie anche oggi di essere con noi. Buongiorno carissima amica Catiuscutta, Davide e Rocco Tarantino che adesso sta proprio per entrare. Ancora saluti a New York, abbiamo un nostro amico siciliano che ci segue tutti i giorni da New York, John Blandi. Buongiorno Davide, ciao John e buongiorno Katiuska, buon giovedì a te caro amico e grazie sempre per la tua presenza. Poi abbiamo Gogol, chi è che non conosce Gogol? Il grande ambasciatore del sorriso Mauro Todaro, felice giornata, ciao. C'è Selina Alcala, anche lei è una grande promotrice della nostra Sicilia nel mondo. Lei è francese
Rocco ci sta ascoltando già, il nostro ospite di oggi. Pensa Rocco, Céline è francese, poi è arrivata in Sicilia per un viaggio ed è rimasta qui e ormai lei è una grande, veramente una grande, anche lei eccellenza, perché cerca di creare connessioni con tutto il mondo promuovendo la nostra Sicilia. Dice un bel progetto. Il sistema di card è qualcosa che manca alla Sicilia. Infatti avevo creato una cosa del genere nella mia piccola zona e si è rivelato molto efficiente. Anche i locali ci trovavano soddisfazioni. Vi auguro tutto il successo possibile. Grazie Céline, perché secondo me poi diciamo sempre insieme si raggiungono prima i risultati e saranno sicuramente risultati più importanti. Signore e signori, in questa giornata abbiamo con noi ospite Rocco Tarantino. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Buongiorno. E grazie anche per la bella presentazione, Katiuska. Rocco, te la meriti tutta, guarda, te la meriti tutta. Rocco Grazie. è un uomo che porta con sé la Sicilia sempre, naturalmente, ma che ha grandissima esperienza internazionale, mondiale. Lui ha iniziato veramente da giovanissimo e tra l'altro ha iniziato con importanti esperienze, ma mi piacerebbe che lui potesse raccontare al popolo di Io Compro Siciliano, in primis, Rocco, ti dico, con la tua grande esperienza, ma che cos'è per te il turismo? Beh, intanto volevo ringraziarvi per questo invito e per me è un grande privilegio essere stato coinvolto all'interno di questa diretta perché stimo molto Davide, che conosco da qualche annetto, anche per questioni non proprio turistiche, se così lo dobbiamo dire, più legate all'intrattenimento che al turismo quando ci siamo conosciuti, e perché apprezzo molto, stimo molto il progetto che avete messo in piedi. Beh, il turismo che cos'è? Il turismo è un insieme di cose, non si può definire con un'unica espressione, sicuramente è vita. Fino a qualche anno fa veniva considerato un bene di lusso, adesso è considerato una necessità e questa è una delle ragioni che mi fa dire che nonostante tutte le difficoltà alle quali faceva riferimento Davide, ripartirà e ripartirà sicuramente in modo diverso, sicuramente con una esigenza di operatori ancora più qualificati rispetto a quelli che già ci sono oggi presenti sul territorio, ma ripartirà nuovamente alla grande. Ma innanzitutto il turismo è contaminazione positiva e quindi è vita, assolutamente vita. Non posso definirlo in breve con un'altra espressione. No, ma volevo che iniziassimo proprio da questo, Rocco, perché quando ti abbiamo chiesto prima di questa giornata, quindi prima di intervistarti davanti alle camere, quando la nostra caporedattrice ti ha chiesto proprio cos'è il turismo, tu hai risposto con una frase che vorrei riportare perché mi piace moltissimo. Per me il turismo è rigenerazione mentale, rigenerazione fisica, rigenerazione culturale. E questo è proprio quello che mi piace di dire di te, proprio ad apertura di questa intervista. Rocco, tu hai grande esperienza. Parliamo chiaramente di quello che è questo periodo e parliamo anche di quello che sarà sicuramente quello che diceva Davide, ma quello che hai appena detto tu, cambierà, ci sarà sicuramente un cambiamento. Sì, il periodo è purtroppo sotto gli occhi di tutti. Ovviamente i tecnici di questo settore lo analizzano in maniera molto più consapevole, mi viene da dire, perché ovviamente conoscono bene i meccanismi che ci stanno dietro, tutte quelle che poi il fruitore insomma ne gode semplicemente come servizi forniti. Il periodo è veramente serio, molto serio, è stato indotto, questa criticità è stata indotta appunto da una pandemia che nessuno si aspettava, quindi il settore, come tanti altri settori merceologici legati alla fornitura di servizi, si è trovato assolutamente impreparato anche per l'organizzazione che generalmente ha.
E quindi ci sono interi comparti come quelli legati alla distribuzione che ancora oggi, cui ancora oggi il 93% più o meno è legato alle agenzie di viaggi, che stanno subendo chiaramente gravi ripercussioni. Agenzie di viaggi da una parte, ma operatori dall'altra, quindi tour operator, compagnie di crociere, vettori aerei, rent-a-car, insomma tutto quello che compone la filiera del turismo chiaramente ne sta risentendo in maniera veramente a volte drammatica. Detto questo, però, c'è anche da dire che nonostante tutto ciò, nonostante il periodo e la contingenza internazionale così negativa, tutti, nessuno escluso, sta cercando di dare un contributo affinché se ne esca al più presto, ovviamente in sicurezza. Si stanno già cercando dei corridoi internazionali per favorire nuovamente un movimento, parlo di outgoing, quindi si parla già di zone covid-free raggiungibili dall'Italia in estrema sicurezza, quindi parliamo di Zanzibar, parliamo di Maldive, quindi Kenya, e parliamo di Baleari, Canarie, nell'immediatissimo futuro, parlo di fine anno, inizio anno prossimo. Questa situazione sta anche favorendo una forte segmentazione del mercato a livello di fornitori dei servizi, e quindi da una parte c'è non so se posso fare nomi di tour operator oppure è una cosa che... Sì, assolutamente. Okay. Da una parte c'è una situazione che è quella del gruppo Alpitour, che è un gruppo che negli anni ha consolidato una posizione di leadership di mercato all'interno del mercato italiano, ma uno dei più grandi in Europa, credo il secondo e il terzo gruppo in Europa. Dall'altra si sta favorendo appunto questa segmentazione, quindi questa aggregazione da parte di alcuni tour operator che si mettono insieme allo stesso tavolo per cercare delle soluzioni e far ripartire il turismo. Quello che deve essere chiaro è che è una condizione forzata, cioè la gente non ha smesso di chiedere di viaggiare, non ha smesso di essere curiosa, non ha smesso di, non ha assopito questa voglia di rigenerarsi, come dicevi giustamente tu poco fa. È costretta in questo momento a fare delle scelte molto forzate che stanno portando questo momento, chiamiamolo così, di impasse. Adesso non voglio ovviamente ridurre il problema. Il problema è molto molto serio, però dall'altro ci sono delle forti pressioni affinché tutto venga risolto nel modo più sicuro ma anche più veloce possibile. Penso anche al comparto crocieristico, che per noi del Sud Italia soprattutto è un settore veramente vitale, di vitale importanza per il turismo, e le maggiori compagnie di navigazione, parlo in particolar modo ovviamente di Costa Crociere ed MSC, che nel mercato italiano sono i due player, forse gli unici ormai player presenti, hanno organizzato una macchina quasi perfetta di accoglienza, di messa in sicurezza sia del personale di bordo sia dei passeggeri che arrivano e vogliono nuovamente tornare a viaggiare. Addirittura l'ultima nave dell'MSC ha avuto una certificazione importante che riguarda la rigenerazione dell'aria tramite dei sistemi che somigliano molto a quelli degli aerei, per cui l'aria che si respira a bordo delle navi è veramente molto molto sicura e sicuramente sanificata, ecco, per usare un termine tristemente in uso in questo momento. Dopodiché il discorso che diceva Davide del turismo di prossimità, da sempre i siciliani in estate in particolar modo vanno in vacanza in Sicilia. Quindi tutta la zona, in particolar modo del ragusano, del messinese, del trapanese, ovviamente anche del nostro palermitano, e sono presi di mira dagli stessi siciliani, oltre che ovviamente dai connazionali oltre lo stretto, e anche dagli stranieri, chiaramente. Quest'anno a maggior ragione le strutture sono state riempite, ovviamente non come ci si aspettava prima del Covid, ma comunque c'è stata un'ottima occupazione delle strutture da parte appunto del turismo dei siciliani stessi, o anche appunto da gente venuta dal nord Italia, anche da molti turisti stranieri. Tutto questo, dobbiamo dire, è stato anche favorito dalla sensibilità, diciamo, che poi gli enti
aiutati da gente come Davide, per esempio, piuttosto che agenti di viaggio o promotori commerciali, che hanno dato una mano agli enti pubblici a tirar fuori misure straordinarie, come per esempio i buoni vacanza, che hanno favorito appunto il consumo, ecco, la prenotazione dei servizi turistici presso queste strutture. L'unico rammarico è che ho letto di recente che solamente poi il 21% del totale ammontare dei buoni vacanza che era stato immesso in circolo dal Ministero del Turismo poi è stato effettivamente sfruttato. Questo però ha dato modo al Ministero, quindi al governo, senza ulteriori sforzi e uscite di cassa, come si direbbe, di promuovere la stessa formula per quelli che saranno i prossimi appuntamenti in prima battuta, per esempio, che ne so, il Capodanno 2021, che magari sarà un Capodanno più diverso rispetto a quello degli altri anni, ridimensionato sotto alcuni punti di vista, ma sicuramente si potrà fare, si potrà festeggiare il Capodanno all'interno di una struttura ricettiva anche quest'anno, nonostante il Covid. Tutto è appeso, ha ragione Davide, ha ragione Katiuska, al vaccino che verrà fuori, si spera, nel più breve tempo possibile, perché questo porterà a rilassarsi nuovamente quando si prenota un servizio turistico, senza il problema, perché oggi purtroppo la paura più grande è quello di prenotare e poi vedersi annullata all'ultimo momento la propria prenotazione, con delle lungaggini burocratiche poi per ecco, recuperare quanto dovuto, ecco, al consumatore. Quindi tutto è legato al vaccino, speriamo bene, ma c'è una grande energia. Io ti fermo un attimo però, perché mi piacerebbe innanzitutto leggere qualche messaggio e poi agganciarmi un po' a quello che sarà il nuovo modo di viaggiare. Allora, leggiamo questo messaggio da parte di Marzia Monreale. Ciao carissimi, un saluto speciale a voi e al nostro grande ospite Rocco, grande figura professionale. Noi salutiamo te, bella Marzia, lei è la nostra caporedattrice, e quindi un saluto a tutti voi. Il Faraone Palermo dice: il turismo per la Sicilia è di estrema importanza per la nostra economia. Per il resto abbiamo già tutto: cultura, storia, bellissime tradizioni, eccellenze, bellissimo continente e dalle bellissime spiagge e mare, ed è proprio vero. C'è Maurizio Tumminia che saluta ancora, ciao Catiuste, ciao Davide, ciao Maurizio. C'è Paola Gagliardo che dice: ciao a tutti voi, come facciamo a trovare i prodotti siciliani? Abito a Torino. Allora guarda, ok, è semplicissimo Paola, guarda un po' www.iocomprosiciliano.com. Cara Paola, cara amici, sarà bellissimo entrare nel nostro marketplace e vivere l'esperienza, perché anche lì troverete un po' un racconto della nostra bella esperienza siciliana. Davide, diceva adesso Rocco e viene fuori, ci sarà un cambiamento, ci sarà sicuramente un po' il rivedere, questo lo diciamo già da qualche tempo, un nuovo turismo. Tra l'altro sei anche, Davide, titolare di struttura ricettiva e quindi cambierà ancora e sarà ancora più importante quello che dici sempre tu, cioè la qualità dell'accoglienza. Sicuramente oggi il problema del turismo è, diciamo che è un argomento delicato, come ha detto Rocco, come abbiamo detto all'inizio, e sicuramente dobbiamo anche sfruttarlo. Ognuno deve fare la propria parte, sia operatore sia utente. L'utente deve anche valutare e anche fare il passo, perché se si ferma tutto. Mi rendo conto che oggi la paura nell'affrontare, nel prenotare e nell'andare, nel viaggiare o nello spostarsi, la paura che possono esserci complicazioni sicuramente è alta, e questo fa sì che purtroppo le cancellazioni arrivano, e lo dico anche da titolare di struttura ricettiva, arrivano, e ora in questa piccola ripresa ne arrivano altre. E il vero dramma di questo problema del Covid è stato che tanti di noi non avevano le spalle coperte, e non voglio entrare in merito anche sicuramente di quello che i supporti stanno arrivando, ma non è semplice, e preferisco dire non è semplice
supportare quello che è tutto il comparto turismo, principalmente in una nazione e nella nostra terra Sicilia che di turismo viveva, vive e vivrà, perché noi siamo assolutamente, il comparto turismo da noi in Italia fa numeri altissimi, da noi in Sicilia ancora di più. Quindi È il dico, 17% del prodotto interno lordo, quindi dico, sono numeri, stiamo proprio per parlando di questo numeri importantissimi. un'azienda, e lo voglio misurare un'azienda che vende un prodotto bene, lo deve tutelare, perché se dovesse succedere qualcosa, il danno è molto più forte di qualsiasi altro danno possa esserci su altri prodotti. Quindi quando il prodotto turismo è un prodotto che porta economia, indotti, posti di lavoro, servizi, porta tutto, visibilità, crescita, credibilità di una nazione, allora forse questo precedente ci deve portare a tutelarlo di più, a tutelarlo principalmente per quanto riguarda gli operatori, per quanto riguarda le strutture, a creare quegli ammortizzatori o quei supporti che possano, in un eventuale problema, possono anche supportare un Ti futuro. interrompo un attimo, Davide, per dire una cosa che vuol dire anche abbastanza banale, ma il turismo è un mix di cose, di interazioni tra pubblico e privato, è fatto di sole, di mare, di monumenti, è fatto di territorio, ma è fatto anche di infrastrutture, di strade, di percorribilità, di porti, è fatto di tante cose. Quindi questa crisi che stiamo vivendo potrebbe, dovrebbe, secondo me, essere l'occasione, perché la destinazione finanziaria di alcune risorse importanti che oggi magari sono state distratte da altro, vengano finalmente, ecco, riservate ad un settore che, ripeto, poi alla fine se lo merita, perché fa il 17% del prodotto interno lordo, ha centinaia di migliaia di lavoratori, di figure professionali altamente qualificate, gli agenti di viaggio siciliani, senza nulla togliere a quelli del centro-nord Italia, sono tra i più qualificati, tra gli agenti di viaggio più qualificati in assoluto. Sono dei consulenti straordinari che, come hai detto tu facendo l'esempio della marmellata, ecco, la stessa cosa, proprio traslando il ragionamento sul viaggio, è fatto parlando di turismo, parlando di viaggio, una cosa che io trasferisco, una mia esperienza rispetto ad un viaggio, una cosa che io ho imparato bene la lezioncina da un catalogo e te la ripeto perché ho una buona memoria e una buona capacità dialettica. Sono due cose molto, molto diverse. Poi capire, non lo so, le esigenze di un cliente quando ti arriva per prenotare un servizio turistico, quindi capire al di là del budget, al di là della spesa, perché spesso sbagliando nella comunicazione una delle prime domande che si fa, lei quanto vuole spendere? Ok, questa è una cosa deleteria che si dovrebbe sempre e comunque evitare, perché tu la proposta non la fai conseguentemente al budget della signora, la fai intanto capendo quello che è l'esigenza da parte del viaggiatore. Rocco, e Ma tu ne hai questa cosa la può creati fare tanti, tra solamente chi l'altro, no? conosce. Tu ne hai creati Scusami. tanti, dicevo, tu ne hai creati tanti, tanti viaggi, perché tu poi la tua professionalità, la tua esperienza, la tua peculiarità è proprio questa, quella di creare un mondo Sai, Catiuscia, io bello da far conoscere al sì, ho avuto la fortuna di, allora, intanto entrare quasi alla porta principale nel mondo del turismo, perché ho iniziato proprio con Costa Crociere, quando Costa era ancora una società italiana, che oltre a battere bandiera italiana sulle proprie navi, cosa che fa ancora oggi, era proprio una società italiana, la sede legale, amministrativa, operativa, eccetera, eccetera, a Genova. C'erano ancora gli uffici periferici in Italia, 7 uffici periferici, uno di questi era Palermo, e io entrai a far parte del turismo proprio facendo un colloquio con l'allora area manager di Palermo, che si chiama Vincenzo Brizzi, che saluto se nel caso dovesse essere tra chi ci ascolta in questo momento. Esatto. E quindi ho cominciato con Costa Crociere, ho cominciato a conoscere, sia pur virtualmente, perché inizialmente è così, il mondo tramite le rotte che copriva la flotta di Costa Crociere, quindi Italia, Europa, Nord Europa ed estero, quindi Caraibi in particolar modo in quel periodo.
Dopodiché, per questioni che penso sia troppo corto il tempo per poterne parlare, io tornai a Palermo, sono stato in un'agenzia di viaggi per 3 anni e mezzo, dopodiché sono stato sales per un tour operator italiano, IGV, i grandi viaggi, e poi ho fatto 8 anni di esperienza all'interno di un network come area manager di un network di agenzie di viaggi, la cui proprietà è di Costa Crociere per il 50%, il 50% è di Alpitour. Questa cosa solamente non per sciorinare la mia esperienza professionale, ma per dire che questa opportunità mi ha dato l'occasione per poter avere una conoscenza dei meccanismi che reggono oggi il turismo abbastanza ampia. Cioè, conosco l'agenzia di viaggi, conosco il tour operator, conosco esattamente di che cosa si deve occupare e chi si occupa di turismo, perché poi un servizio possa essere venduto nel miglior modo possibile. Sì, pacchetti se ne sì. No, dico, come vedete dal racconto fatto da Rocco viene fuori veramente una grandissima, non solo passione per il proprio lavoro. Sì, sì, Davide. Giusto. Al di là, come diceva all'inizio Rocco, la conoscenza è lontana, ho iniziato tanti anni fa e devo dire è veramente un grande professionista, perché una cosa è fare le cose, Grazie. un'altra cosa è farle bene. E noi oggi dobbiamo sfruttare, dobbiamo mettere a sistema e rendere produttivo questo momento per farle bene, perché la partenza sarà la ripartenza con i dovuti tempi sono convinto che sarà talmente veloce che chi si troverà preparato sia nell'offerta, sia nella professionalità, sia nella qualità del proprio prodotto, quindi nella promozione del proprio prodotto, che possa essere un pacchetto per agenzie viaggio, come una struttura ricettiva che ha rifatto le foto, ha cambiato l'arredamento, si è andato a fare il corso di formazione, quindi sempre più la competenza sarà diciamo quel valore che farà la differenza in una ripartenza, ed è quello che noi diciamo sempre. Io dico sempre che per qualsiasi attività in Sicilia, che sia pure la pizzeria, devo aprire una pizzeria, dovrei andare a fare il corso di formazione su come si gestisce la pizzeria, non solo come si fa la pizza, tutti i processi, che sia anche la gestione di un conto corrente, la gestione degli acquisti, come farli, come non farli, perché l'azienda è a 360 gradi. E per questo devo dire, ma infatti oggi Davide, sarà secondo me un passo in avanti quando si ripartirà con i numeri che merita questo settore, sarà un passo avanti rispetto agli altri chi si sarà dotato in questo momento degli strumenti che sapranno meglio leggere il mercato e le esigenze del mercato. Esattamente, perché si potrà anche strutturare in maniera più consapevole. Rocco e Davide, io devo andare verso la chiusura. Prima di dirvi una frase, perché dirò una cosa che pensavo mentre vi sentivo parlare, mentre sentivo parlare Rocco, mentre sentivo parlare Davide. Io sono certa, così come siamo certi tutti, che torneremo nuovamente a viaggiare come prima, più di prima, e soprattutto torneremo a vivere come prima, più di prima. Detto questo, cari amici del popolo di Io Compro Siciliano, volevo darvi appuntamento a domani, ancora rubrica Chiedimi pure. Domani parliamo di internazionalizzazione, parliamo di bandi, come sempre, perché Io Compro Siciliano vuole essere anche da sostegno alle aziende, un buon suggerimento per affrontare questo periodo. Quindi mi raccomando, domani puntuali alle 12 sui nostri canali social c'è Lidia Prestana che dice: buongiorno, bravissimo Rocco, protagonista assoluto del suo settore. E con questo bellissimo messaggio c'è ancora un messaggio di Selina Alcala, leggiamolo. Allora Selina dice: il signor Tarantino fa un'analisi molto chiara e giusta delle difficoltà attuali dei settori resort crociera.
ma credo che comunque la Sicilia dovrebbe puntare sul turismo esperienziale, ma non solo per la qualità delle proposte che si possono trovare dalla parte degli operatori, ma anche per la possibilità di offrire un'esperienza corta ma piena di esperienze divertentissime e soprattutto diversificate. Un turista può passare 2 giorni scoperta di patrimonio, poi 2 in lezioni di cooking, 2 altri per un altro scopo. Insomma, è vero, è quello che ci dice Céline, è proprio così. Giuseppe Biondo, buona giornata a voi, argomento interessante, grazie Giuseppe, grazie per essere in collegamento. Un saluto naturalmente a tutti gli amici che hanno scritto. Il Faraone Palermo dice: ho fatto la scuola alberghiera e turismo con grande successo prima della mia laurea universitaria. Vi assicuro, quello che ho studiato a scuola, sia teoria che pratica, erano gli ultimi 3 mesi dell'anno, erano molto affascinanti. Un mondo molto particolare di conoscenza turistica, e spero che la nostra carissima terra si riempirà presto con tanti turisti che rafforzano la nostra economia, ma il primo turista importantissimo in Sicilia sono i siciliani stessi. Ecco perché dico sempre: viva, io compro siciliano. Un grande messaggio, grazie caro amico. Noi vi ringraziamo anche oggi per essere stati con noi. Rocco, avanti tutta, perché noi torneremo a viaggiare e a vivere. Ma adesso, prima di lasciarci, vieni avanti Rocco. Davide, venite pure un po' avanti. Ok, adesso dovreste ripetere con me: io compro siciliano. Ti piace? Sì. Grazie per essere stati con noi. Grazie cari a voi, amici, grazie. ci vediamo Grazie, domani Rocco. puntuali alle Grazie 12. a voi, Grazie Rocco Tarantino, grazie Davide Morici. A domani alle 12 puntuali. Sigla. Ciao.